Ci occupiamo di trasporti, logistica, i nostri mezzi viaggiano per Europa con prevalentemente mobili che ritriamo dalle aziende quindi della zona, ma anche di tutta Italia, di tutta Europa, e effettivamente trasportiamo questi mobili. L'azienda in questo momento quindi sta effettivamente, non riesce a effettuare la propria attività per la presenza di questo coronavirus e la maggior parte dei nostri clienti effettivamente hanno le aziende in questo momento ferme. Quindi potremmo trasportare, siamo capaci di trasportare, siamo organizzati per farlo, ma la situazione è tale per cui non riusciamo quindi a dar corso alla nostra attività regolarmente. Il consumatore non si reca ad acquistare mobili, quindi per forza di cose abbiamo dovuto fermare l'attività perché i mezzi sono un costo e è stato necessario quindi fermare l'attività e è stato col fiato sospeso praticamente. Quindi stare più leggeri possibile in questo periodo per non pesare nei bilanci aziendali, per conservare la capacità anche di credito perché abbiamo dovuto sopperire al fabbisogno di liquidità autonomamente in questo momento, non sono ancora intervenuti nessun tipo di intervento da parte di queste misure previste ma non ancora attuate da parte del governo. L'azienda ha circa 200 dipendenti, una trentina di collaboratori, chiaramente da circa 6 settimane da quando abbiamo dovuto per forza di cose fermare l'attività non abbiamo potuto fare altro che fare uso degli strumenti messi in questo momento in campo dal governo, quindi la cassa integrazione. In questo periodo abbiamo fatto ricorso allo smart working certamente, per quanto era possibile quindi organizzare i viaggi, organizzare la logistica, ma alla fine la merce deve muoversi, la merce non si muove in questo periodo, quindi lo smart working per forza di cose è andato scemando. In questo momento abbiamo la maggior parte delle persone che non ha di fatto la possibilità o la necessità di lavorare perché i materiali non si muovono. Siamo un'azienda di servizi, siamo chiaramente al servizio come trasportatori di aziende industriali. Con la loro ripresa ci sarà la nostra ripresa. Noi siamo pronti chiaramente ad organizzare la logistica e i trasferimenti delle aziende nostri abituali clienti. Stiamo in questo momento investendo perché abbiamo persone quindi disponibili a ricevere richieste di prenotazioni e un sacco di altre quindi informazioni che necessitano i nostri clienti. Sono convinto che riprenderemo. Tra qualche settimana si riprenderà gradualmente. Riprenderemo l'attività come ogni buon trevigiano, lasciamelo dire, sa fare e ha visto fare dai propri genitori nel passato, quindi tutto questo tipo di ripresa dopo ogni caduta praticamente, si può dire. Ce la faremo, sono convinto di questo.